Suggestione. Istigazione fatta con arte o con malizia, forzando la volontà di altri senza che questi se ne avveda. Così il Palazzi. E il Fanfani, quello del vocabolario. Istigazione fatta con arte maliziosa. Quante sono le suggestioni nella vita di oggi e a quali scopi sono rivolte? Innumerevoli. Dalla politica alla pubblicità, dal cinema al commercio, dalla televisione al giornalismo e si può dire ad ogni atto della nostra vita quotidiana. In amore, in tribunale, in ufficio, tutti tentiamo di suggestionare qualcuno, sia pure inconsapevolmente. Con arte, con malizia, con arte maliziosa. Fate voi, a seconda dei casi. L'arte, comunque, in un modo o nell'altro, c'entra sempre. E per questo abbiamo cominciato il nostro discorso con l'arte. Sì, quelle che state vedendo sono opere d'arte, composizioni, da appendere ai muri delle vostre case in luogo delle pitture, dei disegni, delle stampe di una volta. Arte nuovissima, arte cinetica, opere a effetti multipli, strutture continue, arte programmata, in questi tempi in cui tutto è programmato. Elettricità, calamite, specchi, lamelle, liquidi colorati, limatura di ferro hanno sostituito i colori e gli altri elementi tradizionali, ripetendo gli effetti del caleidoscopio e delle esperienze di fisica in forma artistica. Perché? Per battere vie nuove e per creare suggestioni diverse con l'ausilio del movimento. Suggestione, atto, secondo il Panzini, per cui un'idea è introdotta nel cervello altrui ed accolta. Basta che un uomo induca un cane mansueto con un processo suggestivo ad avere l'impressione di trovarsi di fronte a un nemico, mentre non c'è che un pacifico agnellino, ed ecco il cane trasformarsi in una belva ringhiosa, mentre l'agnellino sottoposto a suggestione rassicurante non si spaventa. Cane Jekyll, cane Hyde. È altrettanto facile per un uomo suggestionare altri uomini? Milioni e milioni di morti ce ne hanno dato atroce conferma nel recente passato. Nel presente ce ne offrono tutti i giorni altre, non meno significative, i persuasori occulti, coloro che sono capaci di farci sentire il bisogno irresistibile di cose che non ci servono affatto, il desiderio incoercibile di consumare prodotti che non ci piacciono. Donne e bambini sono più facilmente soggetti a cadere vittime delle suggestioni e i persuasori non si fanno scrupolo di adoperarle contro di essi. Qui non si fabbrica in grande ma in piccolo, per una suggestione che domani sarà enorme. Perfetti modellini di prodotti esistenti valgono, oltre che come gioco, ad orientare i bambini verso consumi presenti e futuri, a trasformarli in inconsapevoli suggestionatori a loro volta dei grandi. Riproduzioni di automobili sempre più vicine al vero, precise al punto da divenire oggetto di collezione, influiranno non poco a rendere ancora più intransitabili le strade di tutti i paesi. E la suggestione opera così intensamente da trasformare in bambini anche gli adulti, per cui certi giocattoli, prego, modellini, non si sa più a chi siano destinati. L'elemento femminile è oggetto e soggetto principe della pubblicità. Suggestionata e suggestionante, la donna è in ginocchio dinanzi alle automobili, ma gli automobilisti saranno in ginocchio dinanzi a lei.
oggi anche le suggestioni si producono in serie. Donne e bambini oggetto di suggestione prima che il bambino sia ancora nato. In che misura entra la suggestione nella terapia del parto indolore? Senza dubbio è un elemento determinante. Per vincere le resistenze più tenaci si ricorre all'ipnosi. Tu sai che non soffrirai. Ti ordino di non soffrire. Opla, tutte sorridenti. La suggestione ha funzionato. No, non vi mostriamo queste incubatrici per dirvi che anche i bambini possono considerarsi prodotti in serie. All'interno di queste teche, che recano l'oggetto più prezioso della creazione, l'uomo, si opera la prima suggestione della vita umana. Il battito del cuore risuona registrato nelle orecchie dei neonati, eco meccanica di quello che percepivano nel grembo materno. Il bimbo si adatta, si condiziona meglio all'esistenza. Cullati dalla suggestione, ci prepariamo al nostro domani, a vivere nella suggestione. Ma potremo fare davvero a meno della verità? Potremmo sostituire con qualcosa di artificiale il calore della vita, dell'amore autentico? Se l'uomo vi riuscisse, sarebbe forse una grande vittoria, ma certo una più grande infelicità.